Non siamo ancora usciti definitivamente dall'emergenza maltempo, ci sono ancora situazioni critiche da partire dalla pianura fino alla montagna. Francesco Vincenzi, presidente del Consorzio di Burano, ma anche presidente dell'ANBI, una Emilia-Romagna devastata non solo per quel che riguarda l'acqua che ha allagato campi, ha fatto distruzione nei frutteti, nei vigneti e nei cereali e comunque le culture agricole, ma comunque c'è una montagna dissestata e qui ancora si fa la conta dei danni. Su tutto il territorio regionale parlano di migliaia di frane e microfrane che comunque interrompono la viabilità, ma soprattutto isolano anche molte aziende agricole. Cosa si sta facendo? Si è fatto anche tanto, poi ci sono stati comunque interventi di solidarietà di diversi consorzi che sono andati in soccorso nelle zone più critiche della Romagna. Ma sì, purtroppo ancora una volta l'Emilia Romagna è stata coinvolta in questo evento calamitoso che ha visto buona parte del suo territorio, da Bologna in avanti, ma anche Modena e Reggio Emilia negli ultimi giorni, essere coinvolto da questo ciclone che ha provocato dei danni enormi. Noi come mondo del Consorzio di Bonifica siamo stati attivi sin dai primi giorni perché abbiamo dovuto gestire quest'acqua che è fuoriuscita dai fiumi naturali, che ha coinvolto quindi il territorio di gestione dei Consorzi di Bonifica. Un'acqua che però oggettivamente era talmente tanta che ha messo in difficoltà buona parte dei territori, mettendo in discussione, soprattutto anche fuori uso, alcuni impianti idrovori, allungando quelli che sono stati i tempi di evacuazione appunto dell'acqua sui territori stessi. Questo ha messo in crisi tutto il sistema del reticolo, creando dei danni importanti che in queste ore stiamo cercando di ripristinare con operazioni urgenti, grazie agli operai, grazie ai dipendenti dei consorzi di bonifica, ma sicuramente occorrerà un piano di investimenti urgenti perché dobbiamo rendere la rete scolante e gli impianti idrovori dei consorzi di bonifica sicuri e funzionanti per l'ottobre, quando iniziano le piogge. La stessa cosa purtroppo la stiamo verificando e l'abbiamo verificata in montagna, una quantità di frane enorme, con molto spesso la viabilità interrotta e quindi difficile anche da raggiungere alcuni punti per provare a ripristinare. Oggi si sta facendo un grande lavoro di monitoraggio e soprattutto di censimento di quelle che sono le necessità per cercare di ripristinare e dare la possibilità a quegli agricoltori, a quei cittadini non solo di tornare a casa ma di rimanere a fare l'attività imprenditoriale in quei territori, perché quello è quello che purtroppo noi oggi ci preoccupa. In pianura il danno è stato enorme, l'acqua è stata allontanata, si ripristineranno i danni. In montagna quello che noi stiamo verificando è che purtroppo occorrerà ripensare, rivedere e cercare di capire come risolvere un problema che non si limita alla durata dell'evento, ma che purtroppo avrà delle ripercussioni anche nei prossimi anni. Dunque, da adesso in avanti, quali sono gli interventi, diciamo, i più urgenti che vengono fatti nelle aree montane, dove appunto ci sono queste grandi criticità? Ci sono comunque delle procedure che allungano i tempi, le risorse sono disponibili per fare interventi che siano duraturi nel tempo? Ma guardate, ad oggi abbiamo un decreto alluvioni che ha alcune opportunità ma anche tante criticità. Questo decreto deve essere convertito e proprio in questo momento che stiamo lavorando per inserire una serie di comuni che ancora oggi sono non presenti in quel decreto e dobbiamo anche cercare di alleviare, di alleggerire quelle procedure per permettere e quelle deroghe per permettere di fare dei lavori da una parte in sicurezza garantendo la legalità ma però in tempistiche che siano certe e che servono a quelle che sono la gestione e il mantenimento di quei territori. Noi abbiamo dato la disponibilità alla Regione Emilia Romagna anche di aiutare e di mettere a disposizione le nostre strutture per ripristinare quei territori che magari non sono pienamente di nostra competenza, però quello che oggi serve è inserire non solo nelle somme urgenze ma anche in un piano di ricostruzione concreto e soprattutto veloce nella realizzazione perché abbiamo la necessità di ripristinare la capacità scolante dei nostri reticoli. Dopodiché bisogna che noi a breve ci capiamo e soprattutto andiamo a dialogare e a comprendere come dobbiamo gestire il reticolo naturale da un lato e gestire il territorio dall'altro. I cambiamenti climatici non sono sicuramente in fase di attenuazione, ma anzi questo è la punta di un iceberg. Quello che è successo in Emilia sarebbe potuto succedere in tutto il nostro paese. Ancora oggi la cultura della prevenzione
nel nostro paese non è una cultura che trova riscontro, soprattutto in termini economici. Troppo spesso siamo bravi a gestire le emergenze, ma in emergenza si spende molto di più e soprattutto si contano perdite di vite umane e danni incalcolabili alle nostre imprese. Ecco, io credo che debba partire da lì il ragionamento su cosa vogliamo non solo del nostro territorio, ma del nostro paese. Sono troppi anni che si parla di montagna, che si parla di dissesto idrogeologico, ma troppi anni anche che non ha una conseguenza reale in termini di finanziamenti. Abbiamo la necessità di avere delle risorse perché il nostro territorio non può essere messo in discussione né in montagna né in pianura per quanto riguarda la sicurezza del territorio. Presidente, è scesa tanta pioggia, molto concentrata, ma siamo all'inizio dell'estate, gli interventi irrigui comunque saranno necessari da qua andare alla fine dell'anno se comunque la situazione resta invariata o comunque se dovesse smettere di piovere da qua fino a settembre. Sì, molto spesso i cittadini pensano che dopo una pioggia la situazione di siccità passi, come anche molto spesso anche succede agli agricoltori. In realtà la siccità e le alluvioni sono due facce della stessa medaglia. Un gap siccitoso come quello che abbiamo raggiunto negli ultimi mesi, che era dettato però da una mancanza di pioggia di oltre 20 mesi, non si recupera con le piogge. Purtroppo quando vengono piogge come quelle che sono venute dal 2 di maggio al 20 di maggio, quello che succede sono dei danni, perché sono 500 mm di pioggia caduti in 15 giorni che sicuramente il terreno non è riuscito ad assorbire tutta l'acqua che è piovuta, ma anzi ha visto lisciviare, ha visto tirarsi dietro una montagna, la montagna da una parte e dall'altra parte in pianura ha visto la chiusura totale del nostro reticolo. Questo naturalmente significa che noi in questi giorni stiamo ripristinando la rete appunto per iniziare ad irrigare, perché quelle aziende che sono rimaste, seppur poche, senza danni o con minor danni, dobbiamo riuscire a garantirgli la chiusura dell'annata agraria per riprendere quella nuova e solo attraverso l'irrigazione la riusciranno a raggiungere.